Buonasera a tutti, bentrovati. Questa giornata di questo ciclo di incontri è dedicata in particolare al tema dei serramenti. Dobbiamo però farvi due annotazioni. La prima riguarda il fatto che purtroppo una relazione a cui contavamo molto non potrà essere svolta, quella dell'architetto Capovilla, che è stato bloccato da mali di stagione, e si dispiace. Naturalmente abbiamo in animo di restituire alcuni dei suoi studi che poi sono comunque stati pubblicati per dare completezza alla nostra narrazione. E allo stesso tempo invece abbiamo il recupero di un intervento anch'esso molto importante di Stefano Vianello, legato al terrazzo alla veneziana, che doveva essere svolto al posto giusto, ma che purtroppo per ragioni sempre non dipendenti dalla volontà del relatore non si era svolto. Pertanto abbiamo quindi un programma abbastanza ricco. Oltre a me è stato invitato a tenere una comunicazione Damiano Nardin, che è responsabile di Confartigianato del settore dei serramenti in particolare, che ad integrazione di quello che cercherò di mostrarvi io porrà l'accento sul tema di che cosa fare quando il serramento non viene conservato, viene sostituito, e anche questi sono casi da non prendere sotto gamba proprio per la frequenza con cui essi avvengono, e anche per tutta una serie di altre tematiche che riguardano il raggiungimento di obiettivi prestazionali. Questo studio prende le mosse da un precedente studio svolto nel 2012 sotto l'ombrello di Confartigianato, che ha portato alla redazione di una pubblicazione di cui magari poi ci parleremo, che può essere comunque oggetto di approfondimento per chi di voi è interessato. Ci tengo a sottolineare che questo studio è stato realizzato da un pool di persone di provenienza diversa. Allora io ero in soprintendenza e con me aveva collaborato l'architetto Cavaggioni. Oltre alla soprintendenza aveva partecipato Confartigianato, ed erano anche stati attivati dei contratti di ricerca, in particolare di Nicola Bisello, per completare lo studio. Tutta una serie di documentazioni di interventi svolti poi derivava da alcuni artigiani, tra cui appunto Carlo Capovilla e Damiano Nardin. La comunicazione si svolge in una serie di capitoli, dai caratteri alle problematiche di tutela, finanche a finalità di conservazione, per concludere con alcuni esempi o riflessioni sulla sostituzione. Venezia ha da sempre avuto una forte tradizione rispetto alla produzione del vetro. Fin dai primi secoli questa attività fu fiorente. Sono note infatti attività di fornitura di materiale vetroso per la realizzazione di alcune vetrate di cattedrali francesi, tedesche, nord europee in generale, rispetto alle quali i veneziani ebbero un ruolo di primo ordine. I casi di vetrate artistiche, storiche veneziane non sono così numerosi. Ricordiamo la vetrata Vivarini presso la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, che tra l'altro ha beneficiato da non molto tempo di un intervento di restauro condotto dalla competente soprintendenza. Il serramento, così come lo intendiamo oggi, fa la sua comparsa nelle nostre città storiche, nell'edilizia civile, piuttosto tardi. Quindi da un lato c'è una storia legata agli edifici di culto, che è una storia più prematura, più longeva, è una storia legata alle case,
che invece è più recente. Ne abbiamo testimonianza da alcune raffigurazioni pittoriche come la guarigione dello storpio e la resurrezione di Tabita di Masolino e Masaccio, di cui abbiamo un particolare in cui si vedono alla fine del 400 in area fiorentina una serie di edifici che mostrano la presenza di fori con dei semplici portelloni lignei. Il modo di ripararsi era sostanzialmente delegato a questo tipo di strutture. Masolino e Masaccio, nel 1427, il tributo della moneta, ci raffigurano ancora situazioni di questo tipo. In Veneto, ci spostiamo un po' in là con gli anni, le raffigurazioni ad esempio di Cima da Conegliano del 1495 mostra ancora la presenza di questi portelloni lignei che cominciavano però ad avere degli elementi di sofisticazione, come potete vedere in questo caso la presenza di un mini portellino che doveva servire per poter avere un affaccio quando il portello più grande era chiuso. Non sono rare e sono anche documentate, anche se non abbiamo più elementi di conservazione fisica di questi elementi, la presenza di impannate di carta pecora o comunque di interiore di animali che potevano servire come filtro e protezione per il passaggio della luce, per il passaggio del vento, al contempo potevano consentire il passaggio di una minima quantità di luce. Nel dipinto di Vittore Carpaccio, Il sogno di Sant'Orsola, dello stesso anno, vediamo un'ulteriore raffigurazione dell'assetto di una biforetta, di un edificio verosimilmente veneto. In particolare cominciamo a vedere dei fori da luce che erano per la verità già presenti in alcuni conventi, ponendosi alla testa del grande corridoio di distribuzione delle stanze, e qui lo vediamo fare capolino nella parte sommitale della stanza. Allo stesso tempo vediamo una modalità primigenia di utilizzo di vetrate fisse che andava ad innestarsi esattamente in corrispondenza del soprarco della finestra, e questi elementi erano realizzati quasi sempre con vetri a rui, su cui poi torneremo, ed erano innestati su delle barre metalliche. Quella era una parte della finestra fissa che serviva, quando i portelloni erano chiusi, per garantire un minimo passaggio di luce. Quindi vedete, luce e vento, luce e freddo venivano in questi iniziali sistemi di serramento di finestre sostanzialmente legati a due ambiti e due momenti diversi dell'apertura. In questo caso vediamo anche la presenza di grisiole o questi reticoli in legno che servivano per dare una maggiore intimità a chi stava all'interno della stanza. Un famoso dipinto di Gentile Bellini, Il miracolo della croce, al Ponte di San Lorenzo del 1500, è anch'esso molto significativo perché è uno dei primi dipinti veneziani in cui si vede effettivamente la comparsa di un sistema di finestratura più articolata, in cui c'è la presenza della parte fissa nell'imbotte dell'arco delle finestre, delle aperture, e cominciano a vedersi i primi anche antelli mobili, quindi vetri a rui montati su antelli mobili. Questi sono probabilmente fra i primi serramenti vetrati che si documentati in città. Oltre a questo sistema articolato di serramento sul foro finestra, si vede anche la presenza di cassette metalliche. Di queste cassette oggi a Venezia rimangono pochissimi esemplari, a volte anche ricostruiti in fase ottocentesca, e venivano fissati a piombo sulle cornici delle finestre in modo tale da fornire una protezione anti-intrusione agli ambienti interni. Uno degli ultimi
casi di finestratura di questo tipo, quindi realizzata nell'imbotte di una finestra gotica a Palazzo Ducale, documenta una situazione probabilmente autentica di un sistema a vetro fisso realizzato quindi con il sistema dei vetri a rui montati su lamine in piombo. Questa in tutta la città oggi evidentemente i serramenti 5-6 sono sostanzialmente andati perduti. Il serramento è uno dei primi elementi che viene di solito sostituito perché evidentemente è quello più fragile, più vulnerabile, è fatto in legno, quindi risente di tutta una serie di fattori di degrado. Però oggi possiamo vedere per esempio ancora documentate, presenti queste barre in ferro che si trovano tra i capitelli, che avevano nelle polifore anche una funzione di controventamento e di irrigidimento dei fori, ma soprattutto servivano come mensola di appoggio della parte fissa del vetro. Questi poi in altri casi come nella canonica in Campo del Piovan della Bragora a Castello, sono stati oggetto di successive trasformazioni, di tamponamenti come in questo caso, ma in molti casi di questi elementi è ancora documentata la presenza. La Cadoro, che è stata oggetto nell'Ottocento dell'intervento di restyling, possiamo dire così, da parte del conte Franchetti, vediamo tutto sommato ancora presente sulla facciata lungo il Canal Grande di queste intelaiature metalliche che sono incastonate all'interno degli elementi lapidei della polifora, che evidentemente servivano anch'essi a supporto di una impalcatura vetrata per costituire un diaframma fisso, appunto vetrato. Il tema è anche quello del ruolo che oggi questi serramenti e queste aperture hanno in relazione alla facciata. Il serramento è parte della facciata, l'apertura è parte della facciata, non ha un ruolo secondario, e lo documenta bene questa immagine della Cadoro in cui si vede una commistione calibrata, evoluta tra la serie di rivestimenti lapidei, la posizione delle finestre, la posizione dei poggioli, e vedete che i fori da luce, che sono quegli elementi fissi nella muratura, che quindi non erano pensati come apribili ma come solo un punto da cui potesse passare la luce, diventano anch'essi parte integrante della facciata. Questo tipo di soluzione è utilizzata moltissimo nel periodo gotico. Le facciate gotiche avevano quasi tutte, se ci fate caso, questo piccolo punto di ingresso della luce che andava ad integrarsi quasi sempre con le altre parti fisse che stavano nella parte dell'imbotte degli archi. In questo modo il resto delle aperture, almeno nella fase iniziale, poteva essere semplicemente utilizzato con l'installazione di portelloni. Altri esempi ottocenteschi sono quelli più che si possono ancora vedere. Sono di vetri a rui, sono documentati in Palazzo Ducale, ma a Palazzo Fortuny per esempio si possono ancora oggi vedere degli straordinari esempi di riproduzioni ottocentesche di questa tecnica. Quindi quando il vetro a rui passa dalla parte fissa della costruzione o dalla parte fissa della finestra all'antello, siamo già in una fase di evoluzione tecnologica importante. Il problema che doveva essere risolto affinché queste strutture potessero funzionare era prevalentemente legato a questioni di stabilità. Immaginate questa serie di dischi di vetro che venivano realizzati inserendo sulla punta di una cannula una sfera di pasta vitrea, la quale veniva
fatta roteare in modo vorticoso, producendo un disco. Il disco poi veniva lasciato raffreddare e ritagliato a misura in modo da poi formare un elemento che potesse essere montato su delle lamine di piombo. Dicevo, uno dei temi più importanti che doveva essere risolto era quello della stabilità, cioè di garantire la stabilità nel piano di questi elementi, e questo tipo di requisito veniva soddisfatto utilizzando queste tipiche barre con testa a forma di cuore che venivano montate tra i due montanti del telaio e legate con un filo alla struttura plumbea della finestra. L'evoluzione dei vetri, della produzione vetraria, è andata di pari passo con l'evoluzione del serramento. Un altro palazzo che è strabiliante dal punto di vista della quantità e della diversità dei serramenti ottocenteschi e settecenteschi conservati è il Conservatorio Benedetto Marcello, in cui vediamo degli esempi di serramenti in cui il tema della parte vetrata delle finestre dal vetro a rui è passato al vetro di tipo esagonale, ottagonale, e anch'esso, vedete, deve essere sempre ben tenuto da elementi di controventamento per evitare, soprattutto su certe altezze, la perdita di stabilità. In questi casi vediamo anche un'evoluzione del tema del riempimento della parte di soprarco, in questo caso con una tecnica cosiddetta coda di pavone, con la quale si va a saturare queste parti che comunque restano fisse. Non dobbiamo fermarci però in una logica di avvaloramento dei caratteri costruttivi dei serramenti veneziani a questi esempi più importanti, ma in giro per la città ci sono ancora elementi di serramenti realizzati con lastre di vetro colato preindustriali, e sono quasi sempre installati su telai che hanno dei listelli che hanno una feritoia al centro, e attraverso questa feritoia queste lastre di vetro vengono fatte scorrere e poi bloccate fino a formare l'interezza della lastra. Altri esempi di serramenti antichi sono veramente ormai molto rari, come questi. La soluzione qui rappresentata è quella ghigliottina. Sono elementi di cui bisognerebbe fare una sorta di arca di Noè, proprio per la loro ormai minuta rappresentanza. A Palazzo Fortuny, oltre alla presenza di serramenti ancora di un certo interesse storico-artistico, si possono anche vedere delle situazioni in cui possiamo confrontarci con le tracce di un serramento antico che non c'è più. Come possiamo vedere in questo caso, abbiamo delle interfacce di usura, cioè delle zone di degrado diversamente dilavate o con diversi livelli di deposito, che documentano la presenza di un preesistente serramento che poi è stato evidentemente spostato. Allo stesso tempo possiamo vedere la presenza di questi fori in corrispondenza della parte sommitale dei capitelli, che documentano, che ci raccontano della presenza di una preesistente barra metallica su cui evidentemente era innestato un vetro nella parte fissa. In passato la modificazione di un serramento da un altro, oppure la necessità di consentire ad uno scuro, ad esempio, di compiere nel pieno la sua volata, ha anche determinato delle situazioni di demolizione di parti consistenti, come in questo caso di capitelli. Questo documenta come spesso nella storia della città alcuni interventi siano stati fatti senza tener conto di quel valore che oggi noi sì che attribuiamo alla preesistenza di elementi di carattere
carattere storico, o anche quest'altro elemento in cui si vede come per far stare un serramento in antico è stato sostanzialmente tagliato un capitello di epoca gotica, come documenta la presenza della cornicetta diamantata. Altri segni che noi possiamo oggi vedere in città che documentano storie del passato sono quelli lasciati dalle cassette. Molto spesso vi sarà capitato, girando per la città o facendo i rilievi degli edifici oggetto dei progetti, di trovare situazioni come questa, cioè cornici che hanno perso la cassetta metallica ma che mantengono ancora, a documentazione di una preesistenza certa, una serie di fori che appunto oggi denunciano un'assenza, ma che risultano essere anche particolarmente significativi in una logica di mantenimento dei segni e di memoria di una situazione preesistente. Volendo fare una evoluzione cronotipologica dell'elemento finestra, noi sappiamo che fino al XV secolo i fori finestra potevano essere protetti da impannate, avevano probabilmente già inferriate a cassetta. In una fase successiva o contestuale, in alternativa all'impannata, era presente un portellone che serviva per proteggersi dal freddo sostanzialmente, e in una fase successiva il perfezionamento del sistema di vetrate ha probabilmente portato all'utilizzo quindi definitivo degli antelli, dei vetri su antelli. Questo ha determinato sostanzialmente l'abbandono di soluzioni come quelle delle impannate, e ha consentito quindi di poter in un unico elemento gestire sia il passaggio della luce che la protezione dal freddo. Tra XV e XVII secolo la progressiva applicazione degli oscuri lignei insieme quindi agli antelli dei serramenti ha comportato la progressiva eliminazione delle inferriate a cassetta, che quindi avevano perso il loro ruolo, proprio sostituito dagli scuri. Tra XVII e XVIII secolo i rui vennero progressivamente sostituiti da elementi di forma ottagonale o differente, sempre tenuti insieme da profili plumbei, e ognuno di questi antelli era sempre accompagnato dalla presenza di sistemi di controventamento. Tra XVIII e XX secolo i vetri a ottagoni sono stati via via sostituiti da lastre rettangolari, che molto spesso venivano colate su cilindri e poi aperte, e questo ha coinciso anche con un netto miglioramento delle tecniche di produzione del vetro. In questo periodo storico si nota una progressiva anche scomparsa dei sopraluce, soprattutto nei casi in cui venivano sostituiti gli antelli, perché a quel punto il controllo della luce poteva avvenire tranquillamente sia in estate che d'inverno attraverso il serramento. In alcuni casi questi sopraluci sono posizionati in posizione avanzata rispetto al filo degli scuri, e molto spesso però noi riusciamo a riconoscere la preesistenza di questo elemento. Infine una rappresentazione schematica dei segni lasciati sulle parti lapidee dei serramenti. Molto spesso quindi, ripetiamo, non troviamo più il serramento, ma troviamo i segni che questo aveva lasciato sulla compagine dell'apertura. Quindi facilmente possiamo trovare dei fori in corrispondenza delle imbotte, dei fori lasciati dalle cassette metalliche in corrispondenza delle cornici, dei fori in corrispondenza dei cardini che identificano la
una preesistente posizione del serramento, e molto spesso troviamo, se non la barra metallica, il buco in corrispondenza del capitello che serviva per reggere la parte superiore della finestra. Molto spesso troviamo anche, come vi ho mostrato, dei segni di rottura dei capitelli che documentano la preesistenza di serramenti che in qualche modo venivano incastrati a pregiudizio anche dell'integrità delle parti lapidee, proprio perché il comfort evidentemente aveva un valore maggiore. Una seconda parte di questa comunicazione che doveva essere condotta dall'architetto Capovilla riguarda il tema della conservazione, ma prima di questa parte mi piacerebbe con voi fare una riflessione veloce su quali sono gli strumenti normativi che oggi consentono la tutela degli elementi superstiti in città legati ai serramenti. Naturalmente, come sapete, in questa sede abbiamo avuto modo di dirlo anche in altre circostanze, il mondo si divide in edifici che sono assoggettati alla parte seconda del Codice dei Beni Culturali, sono edifici evidentemente che godono della protezione diretta degli enti di tutela, per cui in tal caso vale il dettato dell'articolo 21 di questo codice. Pertanto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è di fatto subordinata da autorizzazione del soprintendente. Quindi anche la sostituzione di serramenti rientra in questa fattispecie, anche operazioni di sostituzione di un semplice vetro o anche interventi di sostituzione o riparazione dei telai. E l'autorizzazione è sempre resa su progetto, per cui evidentemente tutto quanto si intende realizzare deve trovare la sua forma di applicazione e di descrizione. Per quanto riguarda invece la parte del resto del mondo, quindi gli edifici che hanno un vincolo paesaggistico, cioè che sono protetti, per quanto riguarda le parti esterne, si fa riferimento all'articolo 146 del Codice dei Beni Culturali. In particolare dobbiamo precisare che il DPR 31 del 2017 è intervenuto su questa disciplina mettendo in evidenza quali potessero essere gli interventi da assoggettare a procedura semplificata di autorizzazione paesaggistica e quali invece addirittura esclusi dall'obbligo di acquisire l'autorizzazione. Per un certo tipo di edifici, come si legge nel punto dell'allegato A2, gli interventi sui prospetti o sulle coperture, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti o delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, eccetera, eccetera, quali troviamo tra gli altri non solo il rifacimento di intonaci, su cui ci sarebbe molto da dire, ma anche appunto i manufatti, finiture esterne o manufatti quali infissi. Cioè il legislatore quando questi interventi non interessano l'articolo 136,1 lettera A, B e C, lascia una certa libertà. Venezia per fortuna rientra nell'articolo 136 lettera C. L'allegato B riguarda invece gli interventi per cui è richiesta un'autorizzazione paesaggistica semplificata. In questo elenco di elementi non sono annoverati i serramenti. Se noi ci spostiamo dal rango normativo di scala nazionale a quello locale, negli ultimi anni sono stati fatti alcuni passi avanti grazie alla collaborazione tra il Comune di Venezia e la competente soprintendenza, proprio con riferimento all'emendamento di alcuni elementi normativi come il regolamento edilizio, rispetto al quale l'articolo 71 si prevede che per gli edifici esistenti in città antica
e isole ZTO, le trasformazioni dei facciati dei propri elementi devono rispettare le seguenti prescrizioni. Ebbene, nel regolamento si trova indicato che per quanto riguarda i serramenti di porta e finestra, qualora rivestano interesse per la storia del costruito materiale, quali ad esempio la presenza di vetri a rullo, colati, telai in legno massello, presenza di listelli in legno, piombature e ferramenti, ecco, questi devono essere recuperati e sostituiti con eventuali accorgimenti che non snaturino le caratteristiche del serramento e che ne migliorino le prestazioni da un punto di vista dell'efficienza, del contenimento energetico. Poi vi sono tutta un'altra serie di indicazioni. Certamente la norma mette sullo stesso piano l'espressione recupero e sostituzione, quindi questo comunque consente una certa aleatorietà negli interventi. Se guardiamo l'abaco degli interventi, che è quell'elemento di sintesi delle procedure che il Comune di Venezia, anche qui in collaborazione in parte con l'ente di tutela, ha messo a disposizione degli utenti, si vede che rispetto al serramento finestra la nuova installazione o sostituzione integrale con altri di diversa tipologia e diverso materiale, quindi un'altra roba rispetto a quella che avevamo, non è attività libera. Lo è dal punto di vista edilizio, ma dal punto di vista paesaggistico questa trasformazione richiede un'autorizzazione paesaggistica semplificata. Questo coerentemente con le previsioni quindi del DPR 31, l'allegato A, può indicare la via per il tentativo di porsi quantomeno in una posizione di attenzione rispetto a questi elementi. Non cambia per quanto riguarda la nuova installazione o sostituzione integrale con altri di diverso materiale, ma senza mantenere la tipologia. Ecco, in questo caso anche qui se l'edificio ante 45 è richiesta ancora l'autorizzazione paesaggistica semplificata, viceversa si è ritenuto che per gli edifici successivi al 45, soprattutto con riferimento alla terraferma, su questi le maglie potessero essere un po' più larghe. La variante del piano regolatore per la città antica, la variante del 1999, emendata al 2018, che come sapete suddivide la città in tanti tipi edilizi, in tante unità di spazio e di tipi edilizi, in realtà non definisce alcun tipo di indicazione rispetto ai serramenti per le diverse tipologie edilizie, ma affronta la tematica ad un livello più generale. Lo dice quindi nel momento in cui all'articolo 5 si deve garantire il restauro degli aspetti degli elementi architettonici e soprattutto nell'articolo 13, nelle prescrizioni comuni a tutte le unità edilizie, si fa riferimento agli infissi, e qui ovviamente l'oggetto del piano è tutta l'edilizia veneziana della città antica, quindi senza differenza alcuna tra rango di edilizia assoggettata alla parte seconda del codice e parte terza, quindi si parla di infissi che vanno sostituiti ove necessario con materiali tradizionati lavorati secondo le tecnologie usate nella tradizione locale. Interventi con tecnologie e materiali diversi possono essere eccezionalmente consentiti previo parere obbligatorio della soprintendenza. Quindi abbiamo due locuzioni che non risolvono l'aleatorietà, però indirizzano verso un'attenzione, questo ove necessario e questo eccezionalmente consentito. Quindi per il piano regolatore l'ordinario è quello di cercare di preservare le caratteristiche storiche dei serramenti. Ovviamente nella pratica della tutela poi esistono anche tutta una serie di altre componenti che riguardano non soltanto il valore documentale ma anche le esigenze di comfort e quant'altro, però nella successiva carrellata di interventi
che mi piacerebbe mostrarvi, che abbiamo condiviso con i colleghi e anche con altri artigiani, si vede come tutto sommato un equilibrio tra la conservazione e il raggiungimento di livelli di prestazione e di comfort è anche possibile. Intanto, come facciamo? Quali sono i criteri, senza diventare esperti della materia, che ci consentono di individuare un serramento degno di attenzione o degno di essere conservato? Questi elementi sono i seguenti. La presenza di telai in legno massello. Quando trovate legno massello, verosimilmente siamo di fronte a un serramento preindustriale o comunque antico, se non storico. Il tipo di connessioni, le connessioni che si svolgono oggi a livello industriale, caratterizzate quindi da incastri con resine, talvolta con fermi, eccetera, erano invece anticamente caratterizzate dalla presenza di singolo doppio tenone passante ribattuto con cunei o del tipo più datato con mortasa passante al fino. Quindi non c'erano leganti chimici, non c'erano viti passanti, e quindi questi elementi denotano un valore storico del serramento. La presenza di ferramenta tradizionale, sia di movimento che di chiusura, la presenza di vetri preindustriali, quindi colati, infilati con traversini in legno sottili di ripartizione, o addirittura ancora più importanti i vetri piombati a rullo ottagonali, il tipo e la morfologia delle battute degli elementi del telaio, il posizionamento anta su cassa, che può essere la cappuccina o battuta centrale del tipo a maschio o femmina, e poi certamente tutto questo deve essere anche corroborato e integrato da una valutazione effettiva sulla consistenza delle parti lignee. Quindi il legno massello, l'arice per esempio, questo denota una caratteristica di rilievo rispetto al valore documentale del serramento. In questa immagine realizzata da Nicola Bisello vedete la schematizzazione tridimensionale a sinistra, connessione tra montante e traverso mediante tenoni e mortasa a filo, fermate in questo caso da un chiodo, e a destra la rappresentazione della connessione con doppio tenone passante e nascosto, ribattuto con cunei di legno, quindi senza chiodo. Questo è un esempio di connessione con tenone e mortase in un serramento storico che ci ha fornito la ditta Augusto Capovilla, e qui vedete per esempio un serramento in cui si conserva ancora e si osserva la presenza di una cerniera a ganghero che è appunto formata da due elementi montati uno sopra l'altro che sono caratteristici di un determinato periodo storico. Naturalmente anche i vetri dicono la loro nella definizione del rilievo storico-documentario di un serramento. Va un po' da sé vetri piombati, quindi tutta la serie dei vetri a rui. Nella foto di sinistra vi è ancora un serramento per cui si sono conservate perfettamente la posizione dei serramenti, la posizione della cassetta, ma chiaramente i vetri sono stati sostituiti in fase ottocentesca. Ancora il vetro a lastre ottagonali del Palazzo dei Camerlenghi e un serramento con vetro a lastre rettangolari e listelli in una casa di San Polo. Con dei colleghi ricordo che molto spesso avevamo osservato come la riflessione della luce di questi serramenti sia del tutto particolare, cosa naturalmente che riveste anche un certo passatismo, se volete, un certo romanticismo, però è vero, e questa foto lo documenta bene, che non è soltanto una questione di materia, di materiale, di autenticità, ma anche una questione di percezione. Questi elementi effettivamente riflettono la città in modo molto diverso da come invece fanno i vetri industriali.
Naturalmente ci sono anche dei casi molto particolari di telai, come in questo caso a Palazzo Gambara, ad Orsoduro, all'ospedale piuttosto che a San Bernardo, in cui questi listelli sono disposti secondo un disegno a croce. Sono casi particolari, ma evidentemente hanno una significativa importanza nella storia della costruzione veneziana. La presenza di vetri preindustriali colati può anche essere molto più diffusa di quanto si pensi. Qui nella parte di sinistra vediamo una di quelle fresature o fessure nel telaio che documentano come funzionavano questi elementi, quindi con una tasca sostanzialmente da cui venivano inseriti questi vetri a lastra. Altri esempi di tipo e morfologia di battute degli elementi di telaio, qui sono rappresentati in particolare a sinistra l'esempio di un'anta in battuta e a destra l'esempio di un'anta alla cappuccina in un serramento realizzato recentemente dalla ditta ancora Capovilla. In altri casi, se vi doveste imbattere in situazioni di questo tipo, cioè in battute centrali del tipo maschio e femmina o a britola, nella parte in rosso, ecco, ci troviamo di fronte a dei sistemi di chiusura interessanti, perché precedono in termini funzionali quello che poi è stato il ruolo della guarnizione. In particolare la battuta a britola, siccome lavora in uno stato di coazione, genera un isolamento rispetto al passaggio dell'aria, proprio perché mette in compressione i due elementi del telaio che unisce. Certo, entrando in una logica di interventi, mi avvio alle conclusioni, prima di lasciare parola a Damiano Nardin. Quali possono essere quelli diciamo che siamo riusciti a documentare grazie a questo studio, grazie alla collaborazione della soprintendenza, grazie anche alla collaborazione di alcuni studi artigiani? Beh, innanzitutto la prima regola è quella della manutenzione. I serramenti ne richiedono tanta, come tutte le componenti del resto dell'edilizia storica, forse i serramenti ancora di più, per cui il controllo della ferramenta, il controllo delle parti plumbe, il controllo dei vetri, cioè la manutenzione è la prima forma di conservazione, e questo va detto in modo che eventuali interventi di restauro, che possono anche avere poi dei contraccolpi talvolta sugli edifici, possono essere rimandati proprio grazie all'avere cura. Questi sono dei serramenti della Scuola Grande di San Marco, che sono stati tutti conservati. Si vede che alcuni vetri erano danneggiati, sono stati sostituiti, le parti in diciamo plumbe sono state in parte conservate, in parte sostituite, sono state rifatte gli elementi di controventamento, però il serramento è lui, non è cambiato. La manutenzione può riguardare anche interventi minuti, come per esempio la registrazione dei cardini, che evita quindi, cioè che consente la corretta chiusura dei serramenti e che evita quindi evidentemente delle posture improprie che possono alla lunga danneggiare non solo la movimentazione ma anche i telai. Oppure la semplice tassellatura di un elemento di cornice lignea, sempre su gentile concessione della ditta Capovilla, mostra come si può in realtà conservare tutto con un piccolo intervento di incalmo e di sostituzione della parte lignea danneggiata. Ma l'integrazione e la sostituzione di parti può prendere anche una quota significativa degli interventi di restauro dei serramenti. Quando ci troviamo di fronte a un telaio in legno massello, quindi un telaio buono che si riferisce
a una tradizione costruttiva storica, prima di buttar via tutto possiamo pensare di realizzare, di far realizzare, ci sono molti artigiani che lo sanno fare, questo tipo di interventi, cioè una sorta di sostituzione di singoli elementi in modo tale da restituire efficacia ed efficienza al telaio, ma senza addivenire ad una completa sostituzione. Qui ci sono altri esempi che per esempio riguardano la sostituzione dello sguazzeron. Lo sguazzeron, sapete, è quell'elemento che si trova nella parte esterna del serramento e che serve a far evacuare l'acqua, no? Che si deposita sulle superfici esterne, e ha questo elementino, una sorta di rompigoccia, che ovviamente si piglia la pioggia, e sapete, pioggia e legno non vanno tanto d'accordo, e quindi è naturale che questi elementi si debbano cambiare, ma si può cambiare quel pezzo tenendosi il resto. Anche qui vediamo esempi di sostituzione parziale di parti mediante incalmi. Questi riguardano sia l'appunto di innesto delle cerniere sia altri elementi del telaio. Questa tecnica di sostituzione ad incalmo di parti può essere anche realizzata con altre modalità. Questo per esempio è il caso già documentato in un volume del 2012, Caniglia, Illuzzi, Spagnoli, restauro dei serramenti storici, e riguarda l'esperienza della facciata est di Palazzo Ducale, quella su Rio della Canonica. L'intervento è stato seguito dalla soprintendenza e in questo caso la tecnica mirata comunque alla conservazione e quindi al restauro di questi elementi ha previsto non soltanto l'utilizzo di incalmi, ma anche la realizzazione di stuccature realizzate con stucco per legno addizionato a seccatura finissima di larice e pigmento in polvere. Questo tipo di tecnica in questo caso è stata molto utile, perché ha consentito di poter lavorare sui telai dei serramenti direttamente in cantiere senza organizzare necessariamente il trasferimento in laboratorio. Nello stesso cantiere sono state documentate la riparazione e la riconfigurazione, anche sostituzione delle parti plumbe e dei legni e dei vetri che erano rotti o mancanti, e si vede come questo tipo di tecnica oggi si può tranquillamente rimettere in atto. Questo intervento riguarda in particolare la realizzazione di un elemento, di un appendice del serramento, che viene realizzato in modo da essere installato sulla parte esterna e consente di raccogliere l'eventuale acqua infiltrata, sempre per cortesia della ditta capovilla. In questo caso questo elemento svolge il ruolo dello sguazzaron e può essere particolarmente utile per prolungare la vita dei serramenti. Oltre a questo tipo di attività che si possono svolgere, vi è una componente importante relativa al miglioramento funzionale. Oggi noi tutti vogliamo stare caldi a casa, vogliamo spendere poco, e chiaramente la prima obiezione che di solito viene posta rispetto alla sostituzione del serramento è perché mi devo tenere gli spifferi? Ecco, sugli spifferi si potrebbe aprire un dibattito sul tema del clima storico, che soprattutto in ambiti come questo contribuisce anche alla conservazione delle parti dipinte, ma non è questo il punto. Il punto è che si possono migliorare le prestazioni dei serramenti inserendo per esempio in questo caso una cornice ulteriore in corrispondenza del punto di contatto fra le due parti centrali del telaio, e potendo in questo modo inserire una guarnizione. Lo stesso tipo di possibilità ce l'abbiamo anche quando ci occupiamo non tanto dei due telai centrali, dei due montanti centrali, ma dei telai che formano la cassa con quello laterale. Anche qui si possono realizzare degli elementi sovrammessi utili a questo fine,
e si possono anche inserire, mediante minime fresature, degli alloggiamenti per delle guarnizioni che consentono di migliorare le prestazioni di questi serramenti. Certo, come poi vi dirà anche Damiano Nardin, non sono interventi che portano all'ottenimento dei parametri, diciamo all'adeguamento dei parametri di comfort e di trasmittanza che la norma richiede, però sono da vedere in un'ottica di miglioramento. Se noi riusciamo a sdoganare quest'idea che anche il miglioramento conta, forse riusciamo ad ottenere due risultati in uno, e quindi a conservare i serramenti dell'edilizia storica e allo stesso tempo anche a migliorare le nostre condizioni di vita. Per chi volesse approfondire, due testi soltanto, il libretto del 2012, cui hanno contribuito le persone che abbiamo citato prima, e anche un numero monografico di recupero e conservazione che tratta in particolare questi temi e anche contiene una serie di schede che vediamo qui, che non vi presento ma che scorro velocemente. Se qualcuno di voi può essere interessato, andatele a vedere, che raccolgono in modo sistematico gli interventi che abbiamo descritto. Io vi ringrazio e lascio la parola a Damiano. Il mouse. Bene, buonasera a tutti. Ringrazio Francesco Trovò che mi ha invitato a questo incontro e il mio discorso sarà un po' meno romantico di quello effettuato da Trovò, perché è vero che i serramenti storici hanno il loro fascino indubbio, però se parliamo di prestazioni ne abbiamo veramente poche. Io cercherò di rispondere a questa domanda. La sostituzione dei vecchi serramenti in legno con nuovi serramenti è possibile? Cioè è possibile la transizione dal vecchio serramento, diciamo non quello antichissimo, ma quello di un centinaio di anni fa, a quello attuale? In altre parole, si può innovare partendo da vecchie conoscenze con interventi compatibili con la tutela degli edifici storici, rispettando però contestualmente anche i nuovi requisiti? Ecco, per rispondere a questa domanda andremo ad analizzare alcuni punti. Andremo a vedere i serramenti visti nell'ottica delle loro prestazioni, vedremo la normativa di riferimento, vedremo quelle che sono le prestazioni e i requisiti richiesti attualmente ai serramenti, quindi la tenuta all'aria, la tenuta all'acqua, la resistenza al vento. Vedremo la trasmittanza termica che riveste un ruolo molto importante. E faremo degli esempi di calcolo della trasmittanza termica e vedremo anche la posa qualificata del serramento. Francesco vi ha già parlato di quelli che sono gli elementi tipici dei serramenti storici. Io farò una veloce scorsa appunto parlando della specie legnosa, della forma del nodo che anche questo Francesco vi ha già introdotto, la posizione del fermavetro, gocciolatoio, canalino di raccolta, vedremo i profili delle sezioni dei serramenti storici per arrivare poi alla conclusione. Allora, per quanto riguarda i riferimenti normativi, dobbiamo distinguere in due parti, le norme europee e le norme nazionali.
Quelli che vi ho elencato sono proprio i principali, ce ne sono ancora, ma questi sono quelli fondamentali di riferimento. Abbiamo il regolamento 305 del 2011, detto regolamento dei prodotti a costruzione, e i serramenti, essendo dei prodotti di costruzione, rientrano all'interno di questo regolamento. La norma principale riguardo alle porte finestre e alle finestre è la norma UNI-EN 14351-1 e su questa è basata tutta la certificazione CE dei serramenti. Voi sapete che noi quando produciamo un serramento dobbiamo dare la scheda di certificazione CE. Altre due norme importanti sono la UNI-EN ISO 10077-1 e -2, che sono due norme che stabiliscono il metodo di calcolo della trasmittanza termica. Abbiamo poi la UNI-EN 11673-2, che è la posa in opera dei serramenti. Per quanto riguarda invece le norme italiane, quello che ci interessa maggiormente è il decreto 311 del 2006, che riguarda l'efficienza energetica degli edifici, e dopodiché abbiamo il decreto del 26 giugno 2015 per i requisiti minimi e la progettazione energetica, e per ultimo, il più importante, è il decreto 5 ottobre del 2020, Ecobonus e Superbonus, dove viene fissato il limite massimo di trasmittanza termica del serramento in funzione della zona climatica in cui ci troviamo. Allora, partiamo un attimo dall'analisi delle prestazioni del serramento moderno. Allora, la permeabilità all'aria. Cosa misura la permeabilità all'aria? Praticamente misura gli spifferi che abbiamo, cioè se consideriamo i vecchi serramenti ne abbiamo parecchi, su questi nuovi la permeabilità all'aria è molto ridotta. Abbiamo poi la tenuta all'acqua e la resistenza al vento. Queste sono tutte prove che vengono effettuate in laboratori certificati e che seguono delle normative standard codificate che vanno appunto a determinare quelli che sono i valori prestazionali del nostro serramento. Io a titolo di esempio vi ho portato il risultato delle prove che abbiamo fatto su un nostro serramento, su una finestra in particolare, che ha una dimensione abbastanza grande, 110 cm x 200 di altezza, però ha uno spessore contenuto 55 mm, che è uno spessore che si avvicina molto a quello dei serramenti storici, e con una sola guarnizione. Come risultato abbiamo ottenuto una permeabilità all'aria di classe 4, e come vedete qui dalla colonna di destra il 4 è la classe più performante. Significa che con una pressione di 600 pascal, e quindi che equivale a circa un vento di 115 km all'ora, abbiamo ottenuto la classe massima di resistenza. Per quanto riguarda la tenuta all'acqua, abbiamo una classe extra 900, e la classificazione, vedete qui a destra, va da A1 ad A9 e poi extra 750, extra 900, extra 1050 e extra 1200. Come vi dicevo, questa finestra a 55 mm ha ottenuto una classe extra 900, quindi 900 pascal di pressione, che equivale circa a un vento di 140 km all'ora. Per quanto riguarda la resistenza al vento, abbiamo ottenuto una classe 4. Come vedete, sempre dalla colonna di destra, la classe più performante è la classe 5, ma di solito questa viene riservata a serramenti che hanno uno spessore maggiore, quindi 68 mm in su. Avendo ottenuto una classe 4 vuol dire già aver ottenuto un ottimo risultato per una finestra da 55 mm e con una guarnizione soltanto. La pressione a cui è stata sottoposta questa finestra è di 2400 pascal, che equivale a un vento di circa 220 km all'ora. Vediamo un attimo la trasmittanza termica. Da questo schemino qui vediamo come la dispersione termica di un edificio non isolato sia del 20%, 20-25% per quanto riguarda i serramenti,
e 20-25% anche per quanto riguarda le pareti. Quindi nel momento in cui andiamo a risolvere i problemi di dispersione termica e dei serramenti e delle pareti, abbiamo già ottenuto un buon 50%, insomma, che non è cosa da poco. I valori di trasmittanza termica da rispettare fino a dicembre del 2020 sono rappresentati in questa tabella e sono in funzione della zona climatica. Noi rientriamo nella zona climatica E e il valore di trasmittanza era 1,8 e questo era un valore che potevamo raggiungere abbastanza facilmente anche con i serramenti da 55 mm. Adesso invece con il nuovo decreto del 5 ottobre del 2020 che abbiamo visto prima, la zona climatica E è stata portata da 1,8 a 1,3, che è un notevole abbassamento del valore e quindi i serramenti a 55 mm non rientrano più nella possibilità di essere realizzati rispettando questa trasmittanza termica. Adesso c'è un'opportunità in più che riguarda per esempio i vetri sottovuoto. I vetri sottovuoto sono dei vetri molto performanti. Dovete pensare che un vetro da 5 più 5 mm raggiunge una trasmittanza termica di un vetro a doppia camera pari a 54-55 mm. Quindi, volendo studiare anche questo tipo di serramento, avremo la possibilità di inserire un vetro sottovuoto su uno spessore a 55 e quindi raggiungere valori di trasmittanza probabilmente che soddisfano anche la classe climatica E o anche la F addirittura. C'è un piccolo inconveniente: questo vetro costa all'incirca sui 400 euro a metro quadro, quindi è un intervento che si può fare per esempio quando dobbiamo recuperare serramenti storici che hanno una valenza importante, e allora sì, vale la pena spendere una certa quantità di denaro per recuperare un infisso che abbia un valore storico. Non avrebbe senso fare sul nuovo, per ora perlomeno, fin tanto che i prezzi sono così alti, fare sul nuovo un intervento montando un vetro sottovuoto. Come vi dicevo, la trasmittanza termica è un elemento molto importante ed è un elemento che deve essere dichiarato per poter vendere il serramento stesso. Esistono 3 modi di calcolo per determinare la trasmittanza, 2 sono di calcolo vero e proprio e uno è un metodo fisico di laboratorio. Il primo metodo è descritto dalla UNI-EN ISO 10077-1 ed è un metodo semplificato. Si usa praticamente questa formula e i valori da inserire nella formula sono determinati da tabelle oppure da valori che vengono interpolati da grafici. Per interpolazione si determinano i valori UF e si inseriscono poi su questa formula e otteniamo il risultato della trasmittanza termica del serramento. Questa formula qui dà un valore approssimato della trasmittanza termica ed è un valore abbastanza alto, per cui avendo una trasmittanza termica di 1,3 che è un valore basso, questa formula qui di solito non soddisfa appieno il valore, per cui non viene più usata praticamente per il calcolo della trasmittanza, ma si usa piuttosto il secondo metodo di calcolo, che è il metodo di calcolo agli elementi finiti ed è normato dalla UNI-EN ISO 10077-2. Per calcolare la trasmittanza in questo modo si parte dall'analisi del disegno di un serramento, si analizzano i nodi principali, che sono il nodo laterale, che è questo qui, dopodiché abbiamo il nodo inferiore e il nodo centrale della finestra. Scusate.
Questi nodi vengono disegnati in scala e attraverso un programma di calcolo dove si va a inserire per esempio il tipo di legno che usiamo, potrebbe essere larice, abete oppure rovere eccetera, si inseriscono il tipo di vetro, in questo caso abbiamo un vetro stratificato, si va a inserire il materiale contenuto all'interno della camera, del vetrocamera, che potrebbe essere argon e aria, e si mettono i materiali con cui è costituito il distanziale dei vetri e attraverso appunto un calcolo agli elementi finiti il programma restituisce il valore di trasmittanza termica del nodo. In questo caso è un nodo di una finestra in larice da spessore 68 mm e abbiamo una trasmittanza termica di 1,45 watt su metro quadro per grado Kelvin. Questo programma, oltre a dare il valore del nodo, dà tante altre indicazioni, per esempio le isoterme. Vediamo come sono distribuite sempre all'interno di questo nodo, dalla parte blu la parte più fredda per arrivare alla parte rossa, la parte interna più calda. Altre indicazioni che dà il programma sono per esempio quelle della curva del punto di rugiada. Questo è un elemento molto importante per riuscire a capire dove sia la condensazione all'interno del nodo stesso. Oppure ancora potremo analizzare il flusso termico. Vedete qui indicati la direzione del flusso nelle varie posizioni. Ecco, una volta determinata la trasmittanza termica del singolo nodo, i nodi sono 3 principali che abbiamo visto prima, questi vengono combinati con la trasmittanza termica del vetro, con la trasmittanza UG del vetro, che è un valore che è in funzione appunto del tipo di vetro che andiamo a usare, e attraverso un altro programma otteniamo il valore reale della trasmittanza termica del nostro serramento. In questo caso è di 1,24 e qui è un valore che soddisfa pienamente quello previsto nella nostra zona climatica che è 1,3, per cui questo qui è un serramento che va bene anche per ecobonus e superbonus. Una nota che volevo mettere in evidenza è quella della misura del serramento, la misura di prova del serramento, cioè il calcolo della trasmittanza termica deve essere effettuato su un serramento che ha una misura precisa e la norma prevede che il serramento debba avere una larghezza di 1230 mm e un'altezza di 1480. Il valore che viene determinato in base alla tipologia di legno, di vetro che usiamo, il valore che viene determinato su questa misura è il valore che noi dobbiamo comunicare all'Enea. Mentre per quanto riguarda il decreto dei requisiti minimi bisogna dare il valore effettivo che risulta dalla misura effettiva del serramento. Ci siamo scontrati molto spesso con i tecnici, con i termotecnici perché loro richiedevano sempre il valore della trasmittanza termica riferito alle misure reali, il che è praticamente impossibile che questo sia valido per tutte le misure. Il valore della trasmittanza termica per quanto riguarda l'Enea va sempre confrontato con le misure del serramento normalizzato e non con le misure del serramento reale. Il terzo modo di calcolo della trasmittanza è quello della camera calda ed è un metodo che si esegue in laboratorio, nei laboratori notificati come quelli che abbiamo visto prima per la tenuta all'aria e la tenuta all'acqua e dà dei valori molto accurati di trasmittanza e di solito è migliorativo anche rispetto al metodo di calcolo agli elementi finiti, però è un metodo costoso se paragonato agli altri due. A questo punto abbiamo in mano un serramento molto performante, abbiamo un'ottima trasmittanza termica, abbiamo un'ottima tenuta all'acqua, una buona permeabilità all'aria e una buona resistenza al vento.
fino a 240 kg su metro quadro, quindi abbiamo veramente un serramento performante per quanto riguarda queste misurazioni. Tuttavia, spesso, pur avendo un buon serramento, ci troviamo in situazioni del genere, dove abbiamo per esempio muffe da condensazione. In questo caso qui abbiamo un serramento buono, però è stato montato su dei controtelai realizzati in metallo, e quindi il ponte termico ha fatto sì che si formino delle muffe da condensazione alla parte interna. Questa immagine qui vediamo una soglia che non è stata adeguatamente isolata, o ancora abbiamo infiltrazioni di acqua e umidità. Allora, come mai avendo un serramento perfetto otteniamo risultati poco performanti? Perché bisogna studiare un metodo di posa. Praticamente quando abbiamo quelle situazioni lì vuol dire che il serramento è stato posato, se non in modo scorretto, ma io direi decisamente male. Ecco, la soluzione è mettere a punto un sistema di posa qualificata, e per questo ci viene in aiuto la norma UNI-EN 11673-2, che riguarda i requisiti di conoscenza, abilità e competenza del posatore. Com'è che si studia la posa del serramento? Vengono individuati 3 piani funzionali, che sono quelli indicati qui. Abbiamo la parte esterna, quindi il piano funzionale esterno, il piano funzionale interno e il piano funzionale intermedio. Ognuno di questi ha delle funzioni appunto diverse. Il piano esterno di protezione dalle intemperie, il piano intermedio isolamento termico e acustico, e il piano interno invece il mantenimento delle condizioni ambientali. Su questi 3 piani funzionali si analizzano quelli che vengono definiti il giunto primario e il giunto secondario del serramento. Qui abbiamo indicato 2 sezioni, una sezione trasversale di un nodo laterale e una sezione verticale di un nodo di base, di un nodo inferiore. E su queste in rosso è indicato il giunto primario, vedete questo qui, e in verde invece è indicato il nodo secondario. Quindi il nodo primario riguarda la giunzione tra muratura e controtelaio, e il nodo secondario invece la giunzione tra controtelaio e telaio vero e proprio della finestra. Giunto primario e giunto secondario devono garantire questi 6 punti. Allora, il primo punto è il fissaggio del serramento in funzione dei carichi applicati. Cosa ho cambiato? Devono compensare le variazioni dimensionali, devono garantire la resistenza agli agenti atmosferici esterni, l'isolamento termico, l'isolamento all'aria al lato interno e la mitigazione dei ponti termici. Allora, qui abbiamo il fissaggio del serramento. Come vedete, le viti di fissaggio devono senz'altro raggiungere la muratura e la struttura portante in muratura. Io ho visto dei serramenti fissati semplicemente con della schiuma, il che è una cosa da assolutamente non fare. In più, il numero di viti di fissaggio deve essere proporzionale alla spinta del vento. Quindi se abbiamo un serramento che è dichiarato in classe 4 per resistenza al vento, dobbiamo tenere presente che quel serramento lì deve resistere a una spinta di 2400 pascal, e quindi il numero di viti deve essere tale da poter garantire la spinta generata dal vento, e quindi deve essere in funzione della classe dichiarata del serramento stesso. Compensare le variazioni dimensionali, per fare questo si usano o delle schiume poliuretaniche oppure dei nastri termospandenti o del silicone, eccetera. Qui abbiamo un esempio di come va fatto l'isolamento sul nodo.
Ecco, questi sono i nastri termoespandenti, anche questi qui devono sottostare a delle regole ben precise, devono avere una permeabilità del giunto, hanno dei sistemi di schedatura per cui in funzione del tipo di serramento che andiamo a montare, anche questi devono rispondere a delle caratteristiche ben precise, compatibili con quanto dichiarato sul serramento stesso. Qui abbiamo un altro esempio, questo qui è un nastro multifunzionale. Come vedete dalla parte esterna, da una parte è dedicato all'isolamento termico, dalla parte interna invece l'isolamento all'aria e ha una funzione di barriera al vapore. Per isolare termicamente i serramenti possiamo anche usare delle schiume poliuretaniche. Però in questo caso dobbiamo stare attenti a impedire delle infiltrazioni di acqua dalla parte esterna, per cui di solito la schiuma dalla parte esterna va siliconata e dalla parte interna invece va protetta con dei nastri di barriera al vapore, perché non si abbia la condensazione dell'umidità dell'aria all'interno della schiuma, che perderebbe il suo ruolo di isolante. Per quanto riguarda le schiume poliuretaniche c'è da dire che da agosto del 2023 bisogna applicarle usando dei dispositivi di protezione individuale, particolari delle maschere praticamente, perché queste sprigionano delle sostanze volatili molto nocive, che sono i diisocianati, per cui bisogna porre particolare attenzione all'uso appunto di queste schiume. Qui vediamo semplicemente dalla parte interna come vengono posati i nastri di barriera al vapore. Il sesto punto che avevamo visto prima era la mitigazione dei ponti termici. Soltanto su questa slide qui potremo ragionarci mezza giornata. Quello che vi faccio notare io è soltanto questa parte qui dove c'è scritto no. Questo è il sistema in cui non andrebbe posato il serramento. Uso il condizionale perché purtroppo a Venezia la situazione che abbiamo è precisamente questa qui, quella in cui non dovremo mai usarla. A Venezia appunto abbiamo ponti termici notevoli, perché abbiamo la pietra d'Istria che è diffusissima e entra dentro agli edifici. Abbiamo un vano di posa del serramento che è sul filo interno del muro e quindi non nella posizione ideale, anzi la posizione sconsigliata. Abbiamo l'impossibilità di fare dei cappotti esterni, i cappotti esterni a Venezia non esistono, oppure abbiamo l'impossibilità di montare i controtelai e quindi di fare un nodo primario e secondario come Dio comanda. Oppure anche per il poco spazio non c'è la possibilità di montarlo per la mancanza di spazio tra lo scuro esterno e la parte interna del serramento. Ciò non toglie che però si possa studiare e progettare una posa migliorativa, e qui torniamo al concetto che esprimeva prima Francesco Trovò. Quindi se non si riesce a ottenere il risultato finale, c'è comunque la possibilità di trovare qualcosa che vada a migliorare la situazione. Qui per esempio abbiamo adattato il telaio del serramento al vano di posa esistente e abbiamo previsto la sigillatura alla parte esterna con del silicone, in modo che l'acqua non abbia a entrare. E questo qui potrebbe essere per esempio o schiuma poliuretanica oppure un nastro multifunzione, e questo qui è un nodo che sicuramente, pur non essendo il top, però ha una sua funzionalità, diciamo. Questo è un altro esempio di come il serramento venga adattato al vano di posa. Il puntino rosso è il silicone, quello alla parte gialla qui è la schiuma, e questo qui potrebbe essere un nastro multifunzione, come vi dicevo prima. Riprendo un attimo quelli che sono gli elementi compatibili con la tutela degli edifici storici che vi ha già illustrato Francesco Trovò prima. Specie legnosa.
credo che il 90% dei serramenti a Venezia siano realizzati in larice. Un'altra piccola parte è realizzata anche in abete, quindi larice e abete sono due legni che venivano usati anche storicamente. Molto meno il rovere, anche se su certi serramenti troviamo anche questa specie legnosa. Come diceva prima Francesco, i serramenti storici erano soltanto in legno massello, anche perché il lamellare ancora non esisteva. Questo aveva fatto cenno anche Francesco prima, è la giunzione tra montante e traverso. Qui vedete il montante della finestra con il traverso, è privo di fughe, sia in questo caso qui sia in questo. In contrapposizione invece al serramento moderno, dove abbiamo una giunzione tra nodo e traverso che è a forma di V, e questo sicuramente in passato non era usato. Un altro elemento caratterizzante è quello di avere il fermavetro dalla parte esterna. Qui vediamo bene come funziona, cioè nel momento in cui l'acqua riesce, se il fermavetro fosse alla parte interna, l'acqua può entrare e passare dentro il vetro e passare sotto il fermavetro e entrare all'interno dell'abitazione, mentre col fermavetro esterno l'acqua, anche se entra, viene comunque fermata dalla battuta interna del serramento, per cui viene convogliata all'esterno. Qui vediamo meglio il discorso dello sguazzarone, o sguassaron come diciamo noi, e il gocciolatoio praticamente in legno. La pioggia, anche se filtra sotto, viene convogliata all'esterno. Questo qui praticamente è il rompigoccia fatto in modo diverso da quello che aveva illustrato prima Francesco Trovò. Eventualmente l'acqua di infiltrazione dovuta al vento che dovesse passare e entrare qui viene raccolta da un canalino di raccolta e attraverso un foro evacuata all'esterno. Questo è un nodo tradizionale del serramento storico con profilo a toro, vedete questi, e questo qui invece è un nodo tradizionale chiamato a gola o ad esse. Riassumendo, abbiamo visto che i nostri nuovi serramenti rispettano quindi le normative, hanno buoni requisiti prestazionali, possono essere ben posati in opera, anche con le difficoltà che abbiamo visto qui a Venezia, garantiscono un buon comfort abitativo e sono anche compatibili con la tutela del patrimonio storico, perché la specie legnosa può essere tranquillamente rispettata, quindi possiamo realizzare serramenti in larice o in abete. Stessa cosa per il legno massello, possiamo usare il legno massello anche se è un po' più difficoltoso da reperire rispetto al legno lamellare. Abbiamo il gocciolatoio e il canalino in legno, qui vediamo appunto questo dettaglio. Abbiamo il fermavetro montato dalla parte esterna e abbiamo il nodo tradizionale complanare, quindi privo di fughe. Quindi a questo punto possiamo dire che combinando sapientemente gli aspetti tipologici del serramento storico, che sono le vecchie conoscenze, con gli aspetti tecnologici analizzati prima, cioè i nuovi requisiti, ecco che possiamo rispondere alla domanda iniziale. Sì, la sostituzione dei vecchi serramenti con i nuovi serramenti è possibile. Grazie. Grazie. Volevo aggiungere una riflessione a questo intervento. La sostituzione dei serramenti comunque non concorre che per una parte di tutta la di tutto il raggiungimento come si dice, della
trasmittanza termica dell'edificio. È vero che la normativa, l'ha mostrato bene Damiano Nardin, richiede tutta una serie di raggiungimento di prestazioni, di requisiti che inevitabilmente poi determina il fatto che i nuovi serramenti siano di un determinato spessore, di determinate caratteristiche. Io vorrei riflettere sul fatto che ad oggi la normativa di fatto non pone una possibilità di ottenere dei benefici, degli sgravi fiscali sul mantenimento e adeguamento prestazionale degli intonaci antichi, degli intonaci storici, ma la grossa parte della premialità viene destinata ai serramenti nuovi, che peraltro per essere oggetto di sgravio devono avere determinate caratteristiche prestazionali. Io credo che dovremmo, insomma, sarebbe preferibile avere entrambe le condizioni, una forma di premialità laddove il serramento viene sostituito, laddove manca o laddove non abbiamo particolari caratteristiche storiche da preservare, ma anche una forma di premialità laddove l'intonaco storico, il serramento storico può essere conservato e a patto che questa conservazione non sia assimilabile a degli obiettivi di adeguamento, ma che sia premiabile anche il miglioramento. Io penso che fino ad oggi è mancato questo. Immagino che tra il pubblico ci siano molte domande, vi chiedo di pazientare ancora un po', perché prima vorremmo dare parola a Stefano Vianello, che ringraziamo molto per essere qui, al quale chiediamo di quindi raccontarci quello che riguarda un'altra componente costruttiva veneziana, che è il terrazzo, il pavimento a terrazzo. Prego. Grazie, intanto ringrazio l'Ateneo Veneto di questa possibilità, seconda possibilità che ho di parlare con voi per quanto riguarda il restauro conservativo del terrazzo alla veneziana. Noi siamo un'azienda veneziana che principalmente lavora in centro storico. Io sono Stefano Vianello, come diceva l'architetto Trovò, e sono uno dei soci, dei co-soci dell'azienda. L'azienda è un'azienda concettualmente principalmente familiare e uno degli obiettivi della nostra azienda è anche comunque di fare formazione. È anche uno dei motivi per i quali siamo qua in questo momento in realtà. Apro una parentesi: il pavimento alla veneziana è un pavimento comunque costituito di calce, cociopesto e materiali di questo genere qui, quindi un pavimento termoisolante nella storia. Non la stessa parte lo fa la nuova tipologia di pavimento, quindi il pavimento a base cementizia non ha queste prestazioni che potrebbe avere un pavimento storico, ma di questo magari ne parliamo più tardi. Parliamo di pavimenti. Parliamo di pavimenti e dietro di me vedete uno dei pavimenti per eccellenza, che è un pavimento alla veneziana nelle logge di Palazzo Ducale. Venezia nasce più di 1600 anni fa. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo tipo di pavimentazioni non era il primo tipo di pavimenti che troviamo all'interno della città, perché il pavimento alla veneziana nasce ben più tardi. Il primo pavimento è il pastellone. Pastellone abbiamo ritrovamenti che comunque sono anche più antichi di Venezia. Il pastellone era un battuto di calce con inerti sottili, più o meno sottili, in cociopesto, pietra d'Istria e altri tipi di litotipi, che venivano miscelati, battuti e stagionati. Sopra questo allettamento di materiale di malta veniva successivamente, una volta effettuata la stagionatura, veniva fatta una stesura di calce, coloranti e oli per dare una finitura estetica e anche pratica per l'utilizzo dell'abitazione. Una cosa che ci piace dire quando parliamo di pastellone, visto che in realtà c'è poco da dire perché comunque parla da solo,
ci viene da parlare di coloranti. I coloranti che vengono utilizzati in realtà sono colori naturali che si trovavano all'interno della città. Ci piace parlare proprio di coloranti per dire, adesso voi vedete questa foto di questo pastellone rosso con una fascia laterale che è probabilmente sulle colorazioni del verde, e la colorazione rossa veniva data col sangue di bue. Il sangue di bue era praticamente uno dei coloranti naturali che trovavamo all'interno della città. Si ipotizza che comunque venisse mescolata la calce assieme agli inerti, assieme comunque a quello che erano i vari litotipi, e questo desse la colorazione. La stessa cosa vale per il verde. Il verde lo stesso veniva dall'animale. Veniva dalla bile dell'animale. La bile era un colorante naturale per eccellenza per fare la stessa cosa. La prima domanda che ci fanno o che si pongono le persone che parliamo di questo colore prettamente naturale, prettamente animale, è sì, ma gli odori che c'erano all'interno del cantiere erano importanti probabilmente. Probabilmente all'inizio appena venivano utilizzati sì, però considerate che la calce è un materiale comunque caustico che tende a bruciare quelli che sono gli umori dell'animale, quindi alla fine tutto quello che poteva essere la parte animale veniva comunque inertizzata e rimanevano solo i pigmenti alla fine. L'ultimo colore che mi viene da puntualizzare, ma ne potremo parlare tutta la sera comunque di coloranti e fermarci là, potremmo parlare del blu, che era uno dei colori più importanti e più preziosi che si trovavano. E il blu veniva utilizzato il lapis che veniva finemente polverizzato e messo all'interno della calce. È per questo motivo che se ne trovano pochi di pavimenti con questa colorazione, per la difficile approvvigionanza del materiale e anche per comunque un costo evidente. Successivamente nascono i pavimenti alla veneziana. Il pavimento alla veneziana nasce più o meno nel periodo del Rinascimento, 1400-1500. Il professor Lazzarini, che dovevamo fare l'intervento insieme, probabilmente all'epoca vi ha anche spiegato più o meno tutta la parte tecnica teorica del terrazzo. Quello che voglio fare io questa sera in realtà è fare l'artigiano, quindi cercare di darvi più nozioni possibili, ma in chiave di aneddoti e di esperienze. Questa che vedete è la Mariegola. La Mariegola è praticamente un documento che viene redatto intorno al 1580, che viene fatta la scuola del terrazziere. La scuola del terrazziere è praticamente una sorta di associazione che tutelava quello che era l'arte. Ovviamente la Mariegola e le scuole erano ben presenti in tutta la città, non solo con l'arte del terrazziere, ma con le varie arti che c'erano, diciamo, di tipologie di lavorazioni. Dal marangon, quindi dal falegname, al terrazziere, allo scalpellino e potremmo dirne alla lavorazione della pelle, del cuoio, quanto ci possiamo immaginare. Ed era praticamente una stipula che faceva sì che si davano delle regole per quanto riguarda intanto la formazione del personale, quindi partendo dai ragazzi che iniziavano un percorso didattico, se vogliamo chiamarlo, perché comunque di didattica si parla anche se si fa in cantiere. Quindi la didattica c'è all'interno di un'università o di una scuola, ma c'è anche all'interno di un cantiere, perché il maestro che va a insegnare a un ragazzo di 14-15 anni all'epoca, e in questo caso noi partiamo con dei ragazzi un po' più grandi, ma lo facciamo anche noi attualmente, faceva sì che dava quello che era la conoscenza di quel vecchio artigiano, veniva data in mano a un futuro, quindi a una nuova generazione di artigiani. Per far questo, una volta completata la tempistica di apprendistato, diciamo, si doveva compiere quello che era una prova di lavoro.
Quindi realizzare una stanza di 25 metri quadri in un luogo che veniva determinato dai maestri, da questi maestri che facevano una prova e veniva praticamente dato modo di esercitare e di provare a far vedere la propria capacità. Questa capacità si era, diciamo, così espressa, quindi così fatta, visionato che era praticamente la sua strada, e veniva direttamente data la possibilità di esercitare presso delle aziende o comunque mettendosi in proprio, decidendo di proseguire per la sua strada. E questo era la Mariegola. Questo è un documento che a noi piace molto far vedere, perché comunque quello che è l'istruzione è una parte che deve essere comunque non delegata e anche realizzata anche dalle varie ditte, dalle varie imprese che lavorano in stretto contatto con una città così importante, così antica. Qui vi faccio vedere, prima parlavamo di pastelloni, parlavamo di terrazzi, parlavamo di varie tipologie di ambientazione. Qui siamo in un'abitazione privata, tutta Venezia è un cantiere, quindi in realtà prima con l'architetto Trovò si parlava di edilizia tutelata e edilizia non tutelata. Sì, da parte nostra comunque noi troviamo anche in edilizia non tutelata tante cose comunque che hanno bisogno comunque di un occhio di riguardo in ogni caso, e questo è un nostro, è una cosa che comunque deve essere una nostra responsabilità anche come artigiani di tutelare, non solo da parte di un'amministrazione pubblica o di una proprietà. Qui abbiamo dei pastelloni che sono al primo strato, poi sopra il pastellone c'è un terrazzo alla veneziana, sopra il terrazzo alla veneziana c'è una bellissima piastrella in grès, in clink, che probabilmente negli anni 50-60 probabilmente piacevano molto più del terrazzo. Metto le mani avanti dicendo, guardate, tante volte arriva qualche cliente da noi dicendo, guarda, ti dico direttamente che a me il terrazzo alla veneziana non mi piace, però lo devo fare perché sono obbligato a mantenere la storicità del palazzo. Noi facciamo capire che comunque il terrazzo alla veneziana è veramente, si può dire terrazzo, ma puoi veramente variare in 1000 modi quello che è l'effetto estetico che si può ottenere. Un'altra problematica che noi abbiamo all'interno della città, qui vedete un pavimento alla veneziana che si trova al piano terra, qui vicino al Conservatorio Benedetto Marcello, dove era stato allagato. Quindi dopo l'alluvione che c'è stata, che voi conoscete tutti, abbiamo dovuto procedere all'interno di tutta la città cercando ovviamente non di far noi, perché non eravamo in grado di esercitare in tutti gli ambienti dove ci chiedevano, e abbiamo dovuto cercare di far sì che tutti i veneziani, quindi chi aveva la volontà di mettersi in gioco, di procedere anche essi in maniera autonoma nella protezione di questi pavimenti, di questi lapidei, perché comunque anche il lapideo aveva un grande problema. Pensate che, vi dico un attimo, e pensandoci fa rabbrividire, è arrivata l'acqua alta, dopo pochi mesi c'è stato il lockdown. Quindi cosa vuol dire? Che noi praticamente siamo riusciti a lavorare per 2 o 3 mesi. Dopo questi 2 o 3 mesi ci hanno dato il blocco e noi non siamo potuti andare all'interno della chiesa a fare i lavaggi, a fare la desalinizzazione di questi ambienti. Quindi abbiamo trovato delle situazioni dopo 2 anni che erano veramente catastrofiche, perché il sale aumenta di 5 volte il suo volume, nel senso fino a quando è sotto e rimane nella pietra o rimane nella calce non crea danni. Nel momento che va in fluorescenza il sale aumenta di 5 volte, aumenta lui e aumenta anche tutto quello che si trova attorno, la pietra, la calce, i materiali.
E il sale abbiamo spiegato che la prima cosa che dobbiamo fare è non ribagnare, ma dobbiamo asportarlo in maniera meccanica, in maniera tale che prendiamo questo sale e già lo togliamo, quindi lo spaziamo, lo raschiamo, lo togliamo via. E successivamente abbiamo spiegato di fare dei lavaggi con dell'acqua demineralizzata, perché comunque tende a catturare i sali, e tutta una serie di lavaggi, diciamo, propedeutici alla conservazione degli stessi. Qui vi faccio vedere, entriamo nel vivo del nostro lavoro. Il vivo del nostro lavoro perché parliamo di restauro di terrazza alla veneziana. Terrazza alla veneziana, partiamo da un tavolato, normalmente anche qui in larice o in abete, dove praticamente ci sono una stratigrafia di 3 parti. La prima è un crociame. Il crociame è praticamente degli inerti di marmo, di cociopesto e comunque molto grandi, molto grossi, che di solito prende 8-9 cm di spessore di sezione. Sopra questo c'è un altro strato che si chiama magrone di sottofondo. Il magrone di sottofondo è praticamente cociopesto, pietra d'Istria normalmente e calce, con delle proporzioni di circa 3 parti di inerte e una parte di legante. In molti casi questo magrone viene sostituito dal pastellone. Noi troviamo spesse volte, quando andiamo a fare una demolizione, una ricostruzione di un pezzo, che noi chiamiamo rappezzo, andiamo a trovare già nella parte sottostante il pastellone, che veniva utilizzato anch'esso come magrone di sottofondo, perché era lo stesso materiale di fatto. Sopra il magrone di sottofondo viene fatto la stabilitura di marmo e calce. Marmo e calce dove andiamo praticamente a fare una semina, è per questo che si chiama seminato alla veneziana o battuto alla veneziana, perché viene seminato e battuto. La bravura dell'artigiano è quella di andare a trovare i tipi di marmi più adeguati possibili. Considerate che l'adattazione di un pavimento per noi tante volte è possibile anche a seconda di tipi di marmi, di litotipi che noi troviamo all'interno. Noi abbiamo negli anni trovato veramente di tutto all'interno dei pavimenti. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutti i materiali che sono levigabili li possiamo trovare all'interno del nostro pavimento. Parlavamo prima del vetro, lo troviamo all'interno dei nostri pavimenti, ma forse è la cosa più semplice e più naturale che possiamo trovare, perché abbiamo delle contaminazioni con Murano notevoli ovviamente, e comunque il vetro è bello, non c'è niente da dire. Proviamo a pensare l'apis che parlavamo prima, quindi l'apis lo troviamo. Poco tempo fa, non molti anni fa, abbiamo lavorato su un pavimento che poi vedrete un video di riferimento, della malachite. Abbiamo trovato della malachite che all'interno del pavimento, quando siamo andati a realizzare il preventivo, perché anche là tutto si muove in base a quello che sono i materiali che devi recuperare. La malachite all'epoca la trovavamo in Russia. La Russia era in guerra e quindi trovare della malachite russa per sistemare, per realizzare il restauro di un pastellone e di un terrazzo diventava difficoltosa. Fortunatamente siamo riusciti anche in questa sfida. Si tratta di sfide, sono tutte cose che un artigiano si deve far carico e sono tutte quelle cose che bene o male ti danno l'entusiasmo e l'emozione per portare avanti anche un lavoro tante volte faticoso. Pensate a lavorare a 3 gradi in questo periodo, con la barca, con bagnati e quant'altro, è difficoltoso, ma c'è sempre la parte bella in ogni lavoro. Nel nostro lavoro fare esperienze di materiali nuovi. Il verde piave. Abbiamo trovato dei pavimenti con del verde piave che, detto così, tanto il piave è qui vicino, sì, ma non è più possibile utilizzare quel materiale perché non lo possiamo portare via dai fiumi. Il ciottolo di calce, la calce non viene più cotta con lo stesso sistema che veniva fatto nei secoli e quindi neanche lui non lo troviamo più. L'unico modo di trovarlo, poi vi spiegherò qual è. E qui abbiamo praticamente la completazione dell'opera di posa di questo rappezzo. Considerate che le 3 fasi, che è la posa,
della stabilitura, la semina, la battitura, questo porta già via 2-3 mesi. Uno dice 2-3 mesi per fare un rapezzo di 20 cm, sì, ma gli stessi 2-3 mesi ci metto per fare una stanza di 20 metri quadri. E qual è la differenza? Nessuna, perché il materiale non è che ti permette di dare dei tempi diversi perché è più piccolo il pezzo che tu devi realizzare. Non hai scorciatoie nel nostro lavoro, nel nostro materiale. Ossia ci sono, ma noi cerchiamo di non utilizzarle. Ci sono scorciatoie buone e scorciatoie meno buone. A destra e a sinistra vedete, scusate, riusciamo a tornare indietro un attimo? Va bene, ok, allora sulla vostra sinistra vedete praticamente il rappezzo, nella vostra destra vedete il pavimento, il pezzo finito. Abbiamo messo delle bandierine di dove ci sono dei sassi più indicativi per far vedere che non è un falso, siamo riusciti di bravura, di fortuna, non lo so. Non è facile dire come si fa un rappezzo, specialmente per una persona che gli viene naturale, nel senso un artigiano, la capacità di trasmettere a un ragazzo come si fa un rappezzo non è scontata, perché è una cosa che puoi trasmettere la passione, puoi trasmettere quello che è il sapere dei materiali, ma quello che è la sensibilità dell'esecuzione, quella varia da persona a persona. Cioè mio fratello, noi siamo 2 fratelli, Marco e Stefano, 3 anni di differenza, lui è molto matematico, molto tecnico, io sono molto più romantico. Allora lui è capace di contare i sassi per vedere quanti sassi per tipo ci vanno per realizzare quell'opera che magari io mi metto là e la faccio in maniera molto più sentimentale, strabuzzando gli occhi e cercando di dare un po' di diffusione a quello che è la mia immagine. E questa è una cosa. Qui abbiamo scusate, qui abbiamo praticamente uno degli attrezzi che noi usiamo. Questa è una trancia di una famiglia importante, e qui abbiamo anche un membro Crovato che abbiamo ereditato da un nostro caro amico che era Roberto Crovato. In realtà ce l'ha data molto prima della sua perdita, grazie. Perché usiamo quella trancia? Ce ne sono di più nuove, sì, sono più funzionali, probabilmente sì, ma non mi danno quel tipo di taglio che mi dà quella trancia. Se io devo fare un restauro devo avere quel materiale tagliato con quel tipo di attrezzatura. Qui abbiamo un pastellone, prima parlavamo di colorazione, qua abbiamo anche delle altre colorazioni. I disegni, i decori che voi vedete molto probabilmente sono stati fatti a pennello, nel senso sempre utilizzando il gesso da sarti, l'olio di lino e quant'altro. Quello che è il giallo, la terra di Siena, il giallo Siena, il verde, ne abbiamo già parlato e quant'altro. Questa è la battitura. Questo è un altro attrezzo che noi abbiamo, si chiama ferro da battere. Il ferro da battere praticamente è un ferro di circa 12-13 kg che deve essere praticamente battuto su questo sottofondo che è calce, cociopesto e inerti di vaglio. La maggior parte delle volte utilizziamo lo stesso materiale che troviamo in cantiere, quindi demoliamo. Ecco. Questo è il rumore che produce, che probabilmente potrebbe sembrare anche molto sentimentale. Vi assicuro che i signori del piano di sotto non la pensano alla stessa maniera. Allora, il ferro da battere praticamente batte questi materiali, questi inerti li chiamiamo, che vengono recuperati nel cantiere, vengono setacciati, vengono riutilizzati. Perché? Perché intanto è un materiale che è stabilizzato. Quindi lo troviamo già in cantiere, stabilizzato, ha già i suoi secoli, abbiamo trovato di tutto all'interno. Perché? Perché all'interno del cantiere si mangiava, si viveva e si utilizzavano gli stessi materiali di recupero che troviamo, quindi la monetina la trovi, il pacchetto di fiammiferi che non si usa più li trovi, i sassi, gli ossi del pollo li trovi, perché si mangiava in cantiere e quindi li buttavano all'interno del sottofondo, gli spaghi dei vecchi soffitti, perché quando buttavano giù il soffitto cosa facevano? Lo portavi via? No, lo utilizzavi per fare il pavimento.
e quindi prendevano e rimescolavano la calce, gli spaghi, gli ossi, le monetine, tutto quello che trovavi e facevi i sottofondi, lo inertizzavi. E quindi questo era il sottofondo del terrazzo alla veneziana. Qui abbiamo la finitura. La finitura si batte, vi do solo un piccolo appunto. Quando tu fai un sottofondo, normalmente circa 6-8 centimetri. Quando tu hai finito di batterlo dopo un mese, che batti tutti i giorni, non esiste Natale, non esiste Santo Stefano, come si suol dire, perché anche in quei giorni devi batterlo se sei lì vicino, con i tempi di esecuzione, da 6-8 centimetri diventa 4 centimetri. Quindi l'aria e l'acqua che togli va a compattare il materiale ed è quello che rende l'elasticità del materiale stesso. E questo è il materiale di finitura. La finitura noi praticamente battiamo con la calce, in questo caso non più inerti che non hanno praticamente coerenza con quello che è il fattore estetico, ma in questo caso mettiamo dei coloranti, mettiamo degli inerti, mettiamo quello che è il bello del seminato alla fine. Questa operazione qua a cosa serve? Serve praticamente per far sì che la quantità di legante sia inferiore alla quantità di inerte. E questo è matematico per quanto riguarda la nostra lavorazione, perché considerate che un pavimento alla veneziana deve avere circa un 75% di inerte, quindi materiale granulato di vario vaglio, quindi curvatura di vaglio la chiamiamo, e solo il 25% di quello che è il legante, la calce. Questo a cosa serve? Serve perché più inerte metti all'interno di questo legante e più garantisce la forza che ha il legante stesso. Uno dice ma io ci metto molto legante, diventa molto più forte. Non è vero, perché sbilancia quello che è la struttura tecnica e fisica della malta che vai a realizzare. Parlando di cementi, se io uso un cemento, perché ovviamente siete la maggior parte architetti, se io uso un cemento molto grasso, quindi con molto cemento, ottengo un corpo talmente rigido che col minimo di sollecitazione si fessura. Se io faccio un cemento molto povero di cemento, quindi poco cemento, il contrario di prima, ottengo un cemento che sicuramente si sgranerà, si rovinerà alle prime intemperie. La stessa cosa vale su quello che è la calce e quello che riguarda il terrazzo alla veneziana. Qui abbiamo una semina di un terrazzo. Ecco, qui parliamo sempre di restauro, però un restauro su un pavimento nuovo. Quindi noi abbiamo chiesto qui un ambiente tutelato dalla sovrintendenza. Abbiamo chiesto alla sovrintendenza di demolire la vecchia pavimentazione, abbiamo creato un progetto e ci è stato riconosciuto la possibilità di realizzare questa nuova pavimentazione. Ovviamente abbiamo utilizzato i materiali di sottofondo, come dicevamo prima, gli stessi, e la stessa cosa abbiamo fatto sulla finitura. Quindi abbiamo recuperato tutto quello che noi la chiamiamo crosta, tutto quello che era la crosta, quindi quello che era il terrazzo vecchio, l'abbiamo prelevato, portato nel nostro magazzino, frantumato con un frantoio e riutilizzato per riseminarlo. Ovviamente il materiale non era sufficiente e quindi abbiamo creato una fascia perimetrale per evitare di contaminare il materiale nuovo col materiale vecchio. Abbiamo fatto tutta una fascia perimetrale in un altro materiale di nuova produzione. Parliamo di marmo, quindi sempre materiale secolare. Questo è il Conservatorio di Benedetto Marcello, è un progetto che noi abbiamo donato comunque alla città perché comunque ci tenevamo a dare un segnale anche noi. Ogni 5 anni circa cerchiamo di creare un progetto dove facciamo una donazione, anche per ringraziare della fortuna che abbiamo di lavorare qua e lavorare con delle persone che ci stimano. Questo è l'orso. L'orso, qua arriviamo a dei nomi che non sono dei soprannomi, ma sono proprio dei nomi di animale e anche di attrezzature.
L'orso è un attrezzo che è una pietra arenaria, quindi una pietra di fiume attaccata a un bastone. Si dice le motivazioni per cui abbia questo nome sono molteplici. Una, perché il monco dove veniva attaccata la pietra è fatta in ferro battuto, e quindi veniva battuto e sembrava quasi il morso di un orso. L'altra è il rumore che produceva quando lo strisciavi sulla pavimentazione in calce. Qui abbiamo la Sala del Piovrio. La Sala del Piovrio è un altro progetto noi caro che abbiamo fatto in Palazzo Ducale, e qui lo dico ugualmente, ma l'abbiamo donato anche questo 5 anni dopo, quindi, però le teniamo come foto care anche per una motivazione, perché è vero che noi abbiamo donato questa cosa, è servita anche per i nostri ragazzi per fare istruzione, quindi ha avuto una doppia funzionalità, ma è anche lavorare in un ambiente, pensate un museo, Palazzo Ducale, siamo all'interno in momenti dove non c'è altro che l'artigiano che ci sta lavorando o il custode del palazzo. Qui parliamo di Palazzo Ducale, ma altri palazzi vale la stessa cosa. Il fascino che ha lavorare all'interno di un ambiente così, vi assicuro che è indescrivibile. Tante volte ci troviamo di notte a lavorare in Palazzo Ducale, e questa è una cosa che ti dà orgoglio e comunque fa un po' paura le prime volte, ma dà anche comunque delle emozioni. Questa è l'orsatura, sì, non si sente molto il rumore, eccolo. Ecco, questo è il rumore, che togliamo l'audio tanto. Allora, Terrazza Limoni, Palazzo Ducale, sempre. Noi là avevo anche una capigliatura un po' diversa, perché sono passati una decina d'anni, diciamo, sto diventando più bello ogni anno che passa. Allora, Terrazza Limoni, Palazzo Ducale, pavimenti, il 99% dei pavimenti che ci sono, oserei dire il 100%, sono in calce. E quindi perché usiamo l'orso e non usiamo una macchina elettrica per fare questa lavorazione? È semplice, le macchine creano delle vibrazioni tali per cui si può distaccare quello che è il magrone che dicevamo prima da quello che è la parte corticale, la crosta che dicevamo. E quindi queste vibrazioni in tante volte si può fare, non è che non si possa fare la totalità delle volte, ma quando hai dei pavimenti con una certa rilevanza e che siano sufficientemente delicati, devi utilizzare questo attrezzo qua, perché ti dà molto più controllo e molta più sicurezza. Considerate che una terrazza così, probabilmente parliamo di una zona comunque che ha 700 anni quasi, sicuramente non è del 700, non ha 700 anni il pavimento, ma comunque è antico. Questa è la Sala d'Oro, che parlavamo un po' prima del conservatorio, e abbiamo voluto dare una nota, visto che parliamo di conservatorio, anche noi in questo, e abbiamo fatto quella fascia nera che vedete, è praticamente la schiena di un violoncello, quindi si può creare una storia su un pavimento. Prima parlavo di seminato e di calce e di cemento. Allora, quello che ci tengo a dire è che noi non siamo una ditta purista, nel senso non vogliamo dire che certi materiali non si possono usare, ma dobbiamo contestualizzare il tipo di restauro che facciamo a seconda di dove ci troviamo. Quindi se io faccio un restauro di un rappezzo, come dicevamo prima, e ho un pavimento in calce, inevitabilmente devo usare la calce. Ci sono i sistemi per velocizzare i lavori? Sì, la tecnica e la chimica ci dà il modo di lavorare più velocemente, ma non è il cemento, nel senso utilizzare del cemento all'interno della calce per velocizzarla è una tecnica che si è usata molto negli anni passati. Adesso si sta tornando un po' indietro in questo. Perché? Perché si impara dai propri errori. E quindi l'artigiano che ha iniziato a usare il cemento e vede che il rappezzo che ha fatto 20 anni prima
non è parte integrante del pavimento, ma è una cosa vecchia, il famoso serramento che diciamo invecchia. Ecco, noi dobbiamo fare qualcosa che diventa antica e non vecchia. Quindi quello che dobbiamo fare è praticamente cercare di uniformare e di rendere compartecipante di quello che è il livello storico della pavimentazione che abbiamo, e di vecchio e di antico qui ne abbiamo. Questo è praticamente un magazzino che abbiamo acquisito pochi anni fa, un paio di anni fa, e che era della ditta Patrizio Renato. Molti di voi sicuramente la conoscono, è una delle 3 ditte forse più vecchie di Venezia. 5 generazioni di terrazzieri. Lui ci aveva chiesto praticamente se ci interessava del materiale. Materiale vi assicuro che ce n'è tanto, sono circa 450 metri quadri di ambiente tra scoperto e coperto. Questo ambiente cosa aveva? Aveva dei frantoi che per quanto inadeguati, per quanto fuori norma, che adesso stiamo cercando di rinormare, hanno lo stesso taglio che dicevamo prima. Quindi io quando frantumo il marmo che trovo a Verona, che mi vendono Ferrari, Lucchi, Bellamoli o altre ditte che producono granulati, si chiama ISO 9000 ed è tutto tondo. Quindi quello che trovate per mettere sui giardini, per dire, quello è lo stesso che si fanno le facciate di palazzi moderni, è lo stesso che si usa per i pavimenti dell'aeroporto, ma in Palazzo Ducale non lo posso usare, perché se io metto un sasso rotondo a fianco un sasso scaglioso, io lo vedo subito, fa parte del restauro. Ho trovato il verde piave, ho trovato il serpentino verde, abbiamo trovato la malachite, abbiamo trovato l'edime, che anche là ha un fascino, perché abbiamo trovato un soppalco pieno di dime antiche, che adesso ogni volta che andiamo su un cantiere per fare un restauro, o comunque andiamo a visitare anche noi, perché anche noi visitiamo i musei, guardiamo che tipo di disegni hanno, per capire se scopriamo se abbiamo noi quella diva di quel determinato ambiente. Questo è sempre le logge di Palazzo Ducale, sono state restaurate molto poco tempo fa, e qui abbiamo dei ragazzi giovani, abbiamo dei ragazzi meno giovani, e questo è stucco ad olio. Lo stucco ad olio è praticamente... Che cos'è lo stucco ad olio? Lo stucco ad olio è quello stucco che potrebbe essere per una signora una crema rigenerante. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che io metto su un pavimento che è a base calce, quindi che è molto secco e poco nutrito, vado a nutrirlo con una miscela di olio, gesso e coloranti, dal colore, dalla lucentezza, dall'impermeabilità del materiale, e questo tipo di intervento qua deve essere fatto ogni 15 anni, 20 anni, in situazioni normali. Lì dove siamo all'esterno, dove c'è acqua, dove c'è pioggia, dove c'è salinità, deve essere fatto molto più spesso. Questo è un piccolo assaggio di quello che può essere il restauro del terrazzo veneziana. Spero che vi sia interessato e di essere stato abbastanza... Grazie a voi. Grazie naturalmente per questi contributi. Credo che ci sia qualche minuto per alcune domande, curiosità dal pubblico, sia sui temi dei serramenti sia sui temi del terrazzo naturalmente. Bene, io volevo solo chiedere, intanto vi ringrazio, volevo solo fare un raffronto fra il Pastellone e il terrazzo alla veneziana, sì, in termini di peso che grava sulle strutture sottostanti, che pur non essendo esperto credo sia notevolmente diverso, io penso. Assolutamente. Allora, grazie. Dobbiamo pensare al Pastellone, però in realtà non solo come la parte corticale che noi vediamo di 3-4 mm, perché se parliamo della parte finale, ovviamente parliamo di pochi chili per metro quadro. Se noi invece parliamo di comunque tutta quella che è la struttura dal tavolato
alla fine del pastellone, in linea di massima siamo in linea uno con l'altro. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi non dobbiamo pensare che il peso sia una parte gravante di quello che è la struttura veneziana, ma bensì il peso è una parte integrante di quello che è il fabbricato veneziano. Il fabbricato veneziano funzionava proprio perché all'interno del c'era sempre il salone principale, che addirittura, vi dico questa cosa, molto spesso sono simili le misure tra un salone e un altro all'interno del Canal Grande. E questo salone normalmente è la parte più importante a livello di stratigrafia, parliamo di 25-30 cm, 40 cm di spessore. Nelle parti perimetrali invece arrivavamo a 15-16, era molto diversa quello che era il peso. Questo peso serviva proprio per far sì che implodesse la struttura dell'abitazione, tanto che c'erano delle catene, quindi dei tiranti, delle cose posizionate proprio sulle murature perimetrali che servivano proprio per garantire che il palazzo veneziano non cadesse. Si è sentito molto poco di pavimenti, di case crollate, giusto Francesco? Mi permetto di integrare richiamando quell'intervento del professor Doglioni all'inizio di questo ciclo di conferenze e in parte anche del professor Piana, in cui si è delineata la concezione strutturale dell'edilizia veneziana, rispetto alla quale anche il terrazzo, con la sua posizione, la sua dimensione e il suo carico, di fatto contribuisce in un sistema formato anche dai muri perimetrali in parte inclinati, dalla presenza di fiume, quindi il terrazzo comunque e il suo peso contribuiscono alla stabilità complessiva dell'unità edilizia veneziana. Ecco, ricordo agli architetti di ricordarsi di firmare l'uscita, scusate, nota di servizio. Non so se ci sono altri interventi. Bene, ringraziamo moltissimo i relatori di oggi, voi, il pubblico. L'appuntamento è per la settimana prossima, tratteremo una tematica delicatissima che è quella degli impianti dell'edilizia storica. Grazie. È stato un piacere. Grazie Francesco.